Il cartello sociale di Agrigento, formato dai rappresentanti della CGIL, CISL, UIL e dalla pastorale con Don Mario Sorcia, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Gero Acquisto, interviene sulla crisi idrica. La nota con la quale i sindaci del Lati di Agrigento, al termine dell'ultimo incontro, hanno espresso le loro perplessità sulle procedure e i modi utilizzati nell'incontro dello scorso 14 agosto promosso dalla Prefettura nella sala del Libero Consorzio di Agrigento, meritano grande attenzione perché gli stessi hanno confermato la loro massima collaborazione nei confronti degli organi preposti ad affrontare e trovare le soluzioni per risolvere e superare la grave crisi idrica. In questo senso ritiene il cartello sociale che prima i cittadini non possono essere lasciati soli davanti a una situazione così complessa che richiede un approccio coordinato tra i vari sindaci, le autorità regionali e le istituzioni competenti, in primo piano la protezione civile. È una situazione che deve necessariamente contemplare alcune possibili forme di sostegno che potrebbero essere messe in atto per aiutare i sindaci e affrontare questa emergenza. Le autorità regionali competenti e quelle nazionali potrebbero fornire assistenza tecnica ai comuni per la gestione e il miglioramento delle infrastrutture idriche, come la riparazione delle reti idriche, la gestione delle risorse idriche, l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e rilevamento delle perdite, assegnare fondi straordinari ai comuni più colpiti per l'acquisto delle attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture. Questo potrebbe includere anche incentivi per la costruzione di nuovi serbatoi o la ristrutturazione di quelli esistenti. Avviare insomma delle campagne informative per sensibilizzare la popolazione sull'importanza del risparmio idrico e su come contribuire attivamente a ridurre il consumo dell'acqua, promuovere la cooperazione tra i comuni vicini per la condivisione delle risorse idriche e delle migliori pratiche nella gestione dell'emergenza idrica. Pianificare e avviare gli interventi strutturali a lungo termine come la costruzione di nuovi acquedotti, la modernizzazione delle infrastrutture esistenti, lo sviluppo di tecnologie innovative per la desalinizzazione e il riciclo delle acque reflue. Fornire insomma un supporto legale e amministrativo al fine di velocizzare le procedure di emergenza e le autorizzazioni necessarie e l'attuazione delle misure straordinarie. Queste misure, coordinate e implementate efficacemente, possono certamente aiutare a mitigare gli effetti dell'emergenza idrica, garantendo un approvvigionamento meno precario di acqua alla popolazione. Queste le riflessioni del cartello sociale formato da Don Mario Sorcia, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Gero Acquisto.